Io nel mio programma amministrativo, lo posso anticipare, ho proposto Servizio Veneto, che è un vero e proprio campus dedicato per 15 giorni in cui i ragazzi possono fare esperienza con la protezione civile. Ospite a Ring, Alberto Stefani lancia la sua proposta per contrastare disagio giovanile, bulli, baby gang. Il sociale del resto è la priorità del candidato presidente del centrodestra, che su questo sembra intenzionato a investire buona parte delle risorse. A tal proposito non pare esserci preclusione su un'eventuale introduzione dell'addizionale IRPEF regionale, un tabù per Luca Zaia. Prima di arrivare a mettere l'addizionale IRPEF si debba fare un ragionamento sugli effetti del federalismo fiscale. Soltanto dopo si possono fare altre valutazioni e sicuramente si deve tener conto in ogni caso del fatto che ci debba essere una no tax area che deve essere mantenuta nel corso del tempo. Altro punto, quello della gestione di ambiente ed energia. Anche qui sembrano non esserci pregiudiziali, anzi. Come si può fare anche un ragionamento sulle multi-utilities e quindi cominciare a studiare il bacino unico del Veneto. Assolutamente. Perché tante non... Altre regioni hanno studiato dei modelli simili, ma quantomeno per quanto riguarda il bacino unico, e poi si potrebbe pensare anche al gestore, ma quanto riguarda il bacino unico, che è questo ente, diciamo, è molto importante, potrebbe portare dei grandi risultati al territorio con una realtà forte sull'energia in Veneto. Vuole parlare di temi, Stefani, che pure torna sulla natura dell'accordo del centrodestra e sugli ancora futuribili equilibri di giunta. Smentisce che sia già definito il numero, la suddivisione degli assessorati qualora lei vincesse? Assolutamente sì, poi è chiaro che faremo le valutazioni sulla base ovviamente del risultato elettorale, sicuramente del fatto che la Lega già esprime il candidato presidente. Insomma, per l'esecutivo c'è tempo che invece non c'è per la formazione delle liste, dove è corsa la sopravvivenza. Il messaggio è chiaro. Sicuramente agli uscenti sarà data ovviamente una posizione, l'opportunità, poi ovviamente è una possibilità perché i posti non li decido io, nel senso che sono 9 i posti in una lista, così come nelle altre liste, e quindi nel momento in cui hai un numero enorme di consiglieri uscenti non è che ci stanno tutti ovviamente dentro 9 posti. Io adesso non mi sto minimamente occupando di queste dinamiche, essendo impegnato ad affrontare le esigenze dei veneti, e quindi io mi occupo di questo, voglio occuparmi di questo.